Entrambi ancora in cerca della prima vittoria dopo un bilancio che nelle prime 2 giornate di campionato parla di un pareggio e una sconfitta a testa. Lavagnese e Sanremese cercano 3 punti per incominciare di fatto il loro cammino, la sfida del Rigoli. Nei primi 45 minuti a forti tinte azzurre, Nassano deve subito infatti intervenire su Spinosa quando l'ex Entella non può far niente e la traversa a salvare. I padroni di casa a vedere per credere la sassata dalla distanza di Lobosco che si infrange sul legno orizzontale. Timidi tentativi della Lavagnese, decisi quelli ospiti che chiudono la prima frazione con il cross sbagliato di Lobosco salvato sulla linea da Casagrande e con il colpo di testa dello stesso numero 9 disinnescato in angolo da Nassano. La ripresa inizia seguendo lo stesso copione, tiro dal limite dello Bosco, volo plastico di Nassano ad alzare in calcio d'angolo. I ritmi sono però diversi da quelli della prima frazione. Allora con le immagini di Nico Cosentino arriviamo al minuto 78 quando Scalzi scende in area dalla destra e viene agganciato nei 16 metri per Mario Perri di Roma e calcio di rigore per il numero 27, il secondo centro in campionato, rete che sembra decidere la partita ma quasi all'ultimo sussulto la Lavagnese a disposizione un corner da destra al tagliato di Alluci raggiunge il centrale al classe 2001 Tommaso Perasso, il numero 18 fissa il momentaneo 1-1 che di lì a poco diventa il risultato definitivo di una gara che vale il secondo pareggio su 3 partite sia per la Lavagnese che per la Sanremese. Domenica prossima urgono i 3 punti rispettivamente contro Ligorna e Vado Ligure.